Neapolis, ma con me ieri abbiamo vinto e ti lamenti perché abbiamo vinto, perché siamo primi in classifica, non ti puoi lamentare. Il Napoli hai visto con Conte che ti aspettavi che Conte faceva di qua, di là. Sì, ma c'è lamentata ieri sera, aiuto, sì, mi sono lamentato. Forse sarò stato l'unico napoletano a lamentarsi di questo 1-0 risicato, però aiuto, ieri sera mi sono sfogato. Scusatemi, ma ci voleva, perché aiuto, io sinceramente quando sento qualcuno che mi ha detto pure, non capisci niente perché tu avevi detto che noi perdavamo questa partita, invece abbiamo vinto, hai visto, non capisci un cazzo. Amico mio, a Napoli, tanti anni fa, si campava di scaramanzia. Peccato che questa cosa è stata tolta dal vocabolario a Napoli, in non sarci come mai. Ma Napoli era la città più scaramantica del mondo e ora mi venite a dire che non capisci un cazzo perché hai visto abbiamo vinto di qua e di là. No, la mia è semplicemente scaramanzia. Scaramanzia, voglio. Se tu mi dici Napoli domani vincerà lo scudetto, no, io sai che ti dico? No, il Napoli lo perderà lo scudetto, non ti preoccupare. Ci sono squadre più forti del Napoli. Facciamo fare a quegli altri. Noi dobbiamo arrivare fra i primi quattro. Io sono la persona più scaramantica del mondo. Voglio quando si parla di Napoli e di qua e di là, ricordatevi una cosa, andatevelo a recuperare il video Napoli-Lazio, la stagione dello scudetto, quando andarono a meno 13, se non erro, meno 13, meno non mi ricordo. E io dissi, voglio, avete visto, avete portato le bandiere tricolore già allo stadio Maradona, facete una cosa, pigliate queste bandiere, mettetevele in culo finché non arriverà quel giorno. Era, era logico che il Napoli poi avrebbe vinto lo scudetto perché c'era talmente tanti di quei punti di vantaggio sulle inseguitrici che avrebbe vinto comunque. Però io sono fatta così, sono scaramantico, ma io che ci posso fare? Cosa ci posso fare se io sono scaramantico? Mi volete uccidere perché sono scaramantico? Non si fa, Neapolis. Ti lamenti sempre di Conte. Ragazzi, io mi lamento quando vedo il Napoli che gli ultimi 10 minuti deve patire in casa in quel modo. Dove sta scritto io debba patire in quel modo gli ultimi 10 minuti in casa? Perché Lukaku, e arriviamo anche a Lukaku, visto che qualcuno mi ha detto non puoi criticare Lukaku perché ha 4 assist, 5 gol, 4 assist, ha fatto questo e quello e quello. Ragazzi, ma noi siamo passati da un attaccante come Victor Osimhen, scusatemi, ho visto giocare Higuain a Napoli, ci ho visto pazzia Cavani, non giocatori scarsi, perché Cavani a Lukaku sono mettevi in tasca, come Cavani si metteva in tasca sia Osimhen sia Higuain, Quindi diciamoci la verità, perché Cavani è Cavani, voglio. Quindi non mi venite a dire nulla, io naturalmente non ho avuto l'opportunità di vedere il grande Diego Armando Maradona, voglio, questo concedetemelo, però quando io ho visto giocare Cavani, voglio, l'emozione che mi trasmette Cavani, che mi trasmetteva Edinson Cavani, il Matador Cavani, non me le trasmette Lukaku, poi servirà per il gioco di Conte quello che vi pare. Però ragazzi, è più forte di me, ma io che devo... Ma mi deve piacere per forza perché gioca nel Napoli? No, 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 no. Come a voi non vi piace Meret, a me Meret mi piace, che devo farci? Che ci posso fare? Che ci posso fare? Ognuno ha la sua... C'ha la sua logica, no? Io posso dire una cosa sbagliata, naturalmente, ma è giusto, eh? È giusto non avere la stessa opinione qui su YouTube, perché ragazzi, perché sennò si va a creare il teatrino, no? Hai visto? Lui ha detto che ce la pensa come me, e poi se la pensa in un modo diverso è un coglione. Che sono arrivati anche i commenti così, addirittura io penso di aver bannato qui sul canale 10 persone in totale da quando ho aperto YouTube, 10 persone, ma non perché avevano l'opposto, avevano un'idea opposta alla mia, anzi ci mancherebbe, anzi io lo dico sempre, il dibattito ci deve essere, ma deve essere in modo adeguato e sempre nel rispetto delle persone. Quando poi mi sento dire, e si un ghiattone, e non tiene capelli, e fai schifo, sei una napolitana in merda, sei di qua, sei di là, a quel punto quando poi si va a toccare anche la famiglia, in certi casi mi è capitato, blocco la persona all'istante, così ce lo togliamo dai coglioni, voi non lo vedete, io non lo vedo più, e via così. A parte questo, ragazzi, io ve l'ho detto, questo è il giorno dopo. Di che vogliamo parlare? Voglio Napoli-Roma il giorno dopo. A parte le critiche di questo, dell'arbitraggio di qua di là, boh, già ne ho parlato ieri sera e oggi è uscito un altro video. A parte questo, ecco, io volevo dire questa cosa di Conte, voglio io perché
perdonate, ma io ho visto pure gente dire, ma pure l'Inter ha vinto 1-0, 2-1, risicato, di qua e di là. Sì, ma io non guardo quelle altre, certo, le guardo perché mi piace il calcio. Stasera mi vedrò le due partite, l'Empoli e poi o Venezia, cioè, rendetevi conto, perché a me mi piace il calcio, io mi guardo tutte le partite della Serie A, io penso che sia l'unico stasera a sapere o Venezia, rendiamoci conto, ecco, quindi, perdonatemi, ma quando vedo queste cose, a me mi piace il bel gioco, e qualcuno dice, ma Conte era normale che non avrebbe portato il bel gioco. Ragazzi, non è vero, perché io mi ricordo che Conte alla Juventus, bene o male, il gioco ce l'aveva, quella Juventus lì, nei primi 3 scudetti, un minimo di gioco ce l'aveva, le vinceva le partite 3 o 4-0, quella Juve là, c'erano. Per questo io vi ho detto, attenzione che poi quando arriveranno squadre un pochino più preparate, come l'Atalanta è stata, e lì andremo in difficoltà, perché non possiamo andare avanti a botte di 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, è complicato, io l'ho detto, non è che voglio il gioco di Spalletti o di Sarri, no, però cazzo, una partita, chiudiamola nel primo tempo, 2-0, boom. Vi ricordate la partita contro il Bologna? Non mi ricordo, 3-0 il primo tempo e poi tutti dietro, non me ne fottono un cazzo, però mi sono goduti quei 45 minuti, ci sburrati quei 45 minuti, sono venuto quei 45 minuti nelle mutande, poi basta, metto lì, mi rilasso e dico, tranquillo, non mi incazzo, oggi sto tranquillo. Ma io ieri sera ho avuto il giallo nelle mutande, mi è uscito Lukaku in da mutande, gli ultimi 10 minuti sono stati una cosa allucinante, permettetemi, Meret Diamine non è mai stato chiamato in grossissima causa, questo lo possiamo dire tranquillamente. Meno male Santa Traversa della Roma, abbiamo avuto pure la fortuna per noi, la sfortuna per i romanisti, la Traversa, che chi l'ha presa? Dobbik la Traversa, non mi ricordo nemmeno sinceramente. Però poi, ragazzi, se noi andiamo a guardare l'aspetto tattico, la Roma quella doveva fare, tu la Roma te la dovevi massacrare ieri sera, io con tutto il rispetto della Roma e per Ser Claudio, per tutto il rispetto, però tu a questa Roma ce ne potevi piantare 5 ieri sera, e io sono convinto ci fosse stato Simeone dall'inizio, sta partita poteva finire 2-3-0, ma non per qualcosa, perché Simeone, non lo so, però Simeone, secondo me tiene più cazzo in me Lukaku sì, farà sportellate, quello che vi pare, però ragazzi, non venite a farmi paragoni e ti deve piacere per forza perché lui l'ha attaccato. No, dove sta scritto che mi deve piacere per forza? A voi Meret vi piace? No, a me mi piace Meret. Mi piace Meret. Qualcuno gli piace Rachmani, a me Rachmani non mi piace. Che ce fa? È più forte di me, voglio. Che vai già dici? È come Politano, a me Politano non mi piace perché fa sempre le stesse cose. Preferisco Neres, che c'ha il guizzo. Vedete, ci sono tante cose naturalmente, però a me piace fare dibattito. Per questo mi piace la community che ho io, perché bene o male, ci guardiamo in faccia e ci dice, oh Napoli, secondo me stai dicendo una stronzata, secondo me stiamo andando bene, siamo al primo posto, godiamoci il momento, ma io me lo godo il momento, io il momento me lo sto godendo di essere al primo posto, me lo godo, ma assolutamente, ma è normale che me lo godo, che siamo al primo posto, però mi faccio pure le domande, come è giusto che sia, come altri tifosi se le faranno le domande, no? Qualcuno me l'ha scritto, Napoli, però tiene ragione, perché l'Atalanta quando è venuto a Napoli ha iniziato a giocare, il Napoli è andato in confusione totale e giocava in casa. Penso quando andiamo a Bergamo, se questi hanno ancora questa fame che hanno ora, cioè, rendiamoci conto. Comunque, a parte questo, domani tornerà la Champions League, questa sera farò il post partita delle 2 partite, non lo faccio uno dietro all'altro perché non ha senso, parte non partirebbero le feed perché questo esce alle ore 18 e poi comunque noi ci vediamo più tardi, sempre e comunque forza Napoli, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti e ribadisco, il dibattito è giusto farlo però sempre nel rispetto delle persone. Ciao, a più tardi.